ore 19. Ho finito un po' di, forse mezz'ora fa, un po' di più, di fare tutte le visite del check-up. È andato tutto bene, sono contenta. Non si direbbe, sono stanca. No, sono contenta che sia tutto a posto. Visti i problemi in famiglia, comunque sono contenta di essere sana come un pesce. L'unica cosa è che, boh, non lo so, io non mi sento benissimo, però probabilmente è la testa, quindi ok, mi metto il cuore in pace, nel senso che il cuore poi è in pace sul serio perché non ha nessun problema, quindi no dai, a parte gli scherzi è tutto a posto. E boh, adesso sto pensando di andare a mangiare, sinceramente, sono andata in bagno perché non potevo più, già lì sono andata 2 o 3 volte. 3 volte, tra l'ansia, tra che avevo bevuto un casino perché dovevo fare l'ecografia eccetera, mi serviva la vescica piena, insomma, ecco, e quindi dovevo andare in bagno. Adesso stavo pensando di andare a cenare da sola, ma andare a cenare all'Old Wild West, visto che è qua. Comunque, per chi è del posto del Cadore, Belluno, dintorni, io sono stata a fare questo check-up all'Alfa Medica Belluno. È uno studio medico polispecialistico, medicina sportiva e fisiokinesiterapia. Ho prenotato anche, insomma, questa cosa qua. Ecco, il check-up che ho fatto io è il check-up Donna Plus, quindi quello completo. Devo dire che io ho fatto 4 visite oggi, poi comprese di ecografie, eccetera, pap test e tutto. E devo dirvi che vale i soldi spesi. Ho speso 551 euro, quindi è una cosa per chi ha dei soldi da spendere, perché so benissimo com'è non avere soldi e non poter fare magari delle visite o curarsi, ecco. Però posso dirvi che li vale questi soldi, il personale è stato gentilissimo, i medici gentilissimi e le visite molto accurate rispetto a quelle che vengono fatte in ospedale. Cioè, io non ho avuto esperienze tanto positive nei vari ospedali, tutte le visite che ho fatto in vita mia. Questa volta invece, facendole privatamente, devo dirvi che la differenza c'è stata. Con l'ultimo medico ci siamo fermati a chiacchierare sui medici di base, quanto vengono pagati, come funziona un po' il tutto. Sto qua aveva voglia di chiacchierare in sostanza, quindi ci siamo fermati a chiacchierare. Intanto vi saluto e penso a cosa fare, poi ci riaggiorneremo più o stasera quando tornerò a casa o domani, insomma. 20:52 sono arrivata a casa. Devo scendere. Sono stanca morta. Guidare con il buio per me è veramente difficile. Però ce l'ho fatta, sono arrivata a casa. Alla fine ho cenato all'Old Wild West, vi ho lasciato una clip minuscola prima. Niente, Franza anche si è arrangiato, era con mio papà e hanno mangiato qualcosina in giro e erano insieme. E niente, dai. Adesso devo scendere dalla macchina, ma ho una stanchezza addosso, allucinante. Non so se il bue grasso sia qua. No, non lo so. Adesso mi metto anche la giacchina perché fa freddo. Sono con una semplice tuta. Mi sono detta, vestiti comoda perché dovrai vestirti e svestirti 200.000 volte, infatti. Per fortuna mi sono messa una tuta e via. Cosa più comoda ora. E ci rivedremo, ci risentiremo. Non so quando. Oh, distrutta. Ciao. Squitty! 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 Che fai Squitty? Mamma Squit, squit! No, non staccare tutto!
Perché lo stacchi? Bello, Miccio, bello. Ah, bello, Miccio. Mommy. C'è più gusto essere te. Mommy. Scopri anche i nostri biscotti. Bellissimo. Bello, c'è anche la cottina. Bello, Miccio. La leggenda inizia. Mercoledì alle 21:20. È uscito lei. Dior, eau de parfum, Dior. Parti ogni mattina con una carica di difese e affronta il cambio stagione con Ultimate, ricco di vitamina D e con 20 miliardi di probiotico e case. Non so se ve l'avevo detto, ma ho comprato i tappetini nuovi e sono fatti così, gli unici che ho trovato originali della Picanto, che non sono della GT, ma va bene, vanno bene lo stesso. Sono gli unici che ho trovato su Amazon, originali. Se no, non originali ce ne sono una marea. Però per questa qui sono stati gli unici. E qui c'è questo, guardate. Una cavolata che ho comprato. C'è il cappuccio. È una felpina. È carina. No, una stronzata proprio. Io darei le botte a quel micio lì. No. Non dai le botte a micio che ti guarda. Quello. Vai. Tacca. Il tuo nuovo amico. Quella è la codina. Bravo, Filli. Vabbè, non si muove quel gatto. Ah. Alfa? Ciao. E Petunia? Ciao, Petunia, tutta nera. Deve essere scappata la gallina. Ehi! Guarda. L'hai vista la gallina? Quella. Hai visto? Quello è un uccellaccio grande. Guardala che bella che è. Là, tranquilla. E là trova cibo sotto. Quella è tutta l'erba che Franz aveva messo lì per coprire i sassi. E che là sotto si nascondono tutti gli insetti. Va. Tira via tutto. Sì, tira via tutto. Guarda. Vado a farla mangiare. Appena arrivata a casa devo già andare via perché avevo il telefono nello zaino, io non l'ho neanche sentito suonare. Mi è arrivato il pacco di HelloFresh, devo andare a recuperarlo. Che autunno che è. Ecco, devo rispondere. Sì, era mia mamma. Mi ha chiesto se andavo anch'io a fare spesa, cioè mi aveva mandato un messaggio in realtà, ma io non l'avevo visto perché appunto non avevo il telefono con me. Adesso devo pulire casa. Fatto questo, penso andrò subito a recuperare il pacco. Tanto fuori, il sole è molto caldo, ma l'aria è gelida. Stamattina -2 e la macchina io non me l'aspettavo con tutto quel ghiaccio. Ho aperto le finestre, ho detto sì, fa fresco, freddo, sì. Vado alla macchina, ero già in ritardo, vado alla macchina, era tutto un ghiacciolo. Quindi ho fatto tutta una corsa oggi. Per fortuna sono riuscita ad arrivare in tempo. E vabbè, così è. Perché se so che c'è ghiaccio, esco prima, accendo la macchina 5 minuti prima, 10. Così quando esco è pronta, insomma, per partire. Oggi no, oggi ho fatto tutta una corsa. Comunque sono vestita con questo maglioncino. Ebbene sì,
maglioncino di Shein che non avete ancora mai visto perché non ho ancora registrato quel video. Forse quando vedrete questo vlog l'avrò registrato, non lo so. Comunque ho questo maglioncino che è un po' oversize. Ho preso una taglia un po' grande, mi sa, senza il mi sa. C'è l'etichetta? Adesso vi dico ben che taglia. Non ho idea di che taglia sia. Una M. Avrei dovuto prendere una S, ma avevo paura mi stesse poi troppo stretta qui sui fianchi. E quindi ho preso una M, però mi è grande perché effettivamente qua sopra mi avanza, quindi è un po' grande. Comunque ne ho prese due, una chiara così e una invece fucsia. E sotto ho i pantaloni di Shein, sempre quelli larghi con la zampa larga, con la gamba tutta larga, ecco. Sto indossando questi qua neri, che alla fine usandoli erano strettissimi, si sono allargati. E non è la prima volta che li uso, li sto usando spesso e mi piacciono molto. Li uso solo quando so che non deve piovere, perché altrimenti questi toccano per terra. E sono lunghi proprio giusti per me, però toccando per terra ciucciano tutta l'acqua, quindi cerco di evitare di metterli quando deve piovere, no? I pantaloni sono questi qua, quelli belli larghi, così, quelli neri che vi avevo fatto vedere, sono perfetti e stanno bene con questa maglia perché c'è la righina nera che richiama, ci sono le righe nere che richiamano i pantaloni, quindi diciamo che outfit molto semplice per stare in ufficio, perché alla fine non serve essere vestiti chissà come, basta essere un po' in ordine, dai. Non sono vestita da barbona, ma sono vestita abbastanza bene. Scarpe da ginnastica sotto, perfetto. Qua mi è arrivato un pacco, penso sia di Shein, ma c'è poca roba, quindi probabilmente ne deve arrivare, cioè no, probabilmente ne arriverà sicuramente un altro, perché è un po' misero questo pacchetto. Ciao Peppe, ciao! Penso che oggi, 17 ottobre, inizieremo a fare fuoco. Sappiate che abbiamo risparmiato almeno un mese di legna, per cui wow! Pippo, bello, bello, mio micetto, guarda che bello micetto. E abbiamo questo nuovo gatto, ve l'avevo fatto vedere, vero? Credo di sì. Lui sta là, è bravo, non sporca, non fa niente, è bravissimo, non disturba. E i gatti non lo calcolano neanche, a loro non gliene frega niente. Però mi piace vedere quel gatto lì. Non che io voglia un altro gatto, però mi piace da vedere. Un po' soprammobile. Vero Pepe? È bello il nuovo micio, vero? Frega niente. Ah, lo smalto nuovo, cioè lo smalto nuovo. No, questo non è uno smalto fatto così, Per queste unghiette ho messo 3 mani di base gel, poi ci ho applicato sopra quella polverina che, cioè, sapete quelle polverine, adesso vi faccio vedere il casino che c'è qua dentro, ok? Questo è il casino. Quelle polverine, vediamo dove l'ho messa, questa qui, ecco, si possono usare anche per le creazioni in resina, però sono anche per le unghie, ecco. Ho messo questa polverina e poi ci ho messo il gel trasparente sopra il top. E ho fatto delle unghiette un pochino diverse rispetto al solito. Adesso le cuticole fanno pietà. Sta polverina è andata anche sul giro cuticole e non viene più via. Comunque l'effetto mi piace davvero molto. Sono luminose, sono più particolari. Questa è sporca, si è macchiata con l'inchiostro della penna. Comunque, cioè, guardate che riflessi. Sono belle come unghie così, no? Cosa dite? Oh, avevo voglia di cambiare. Sempre rimanere sul semplice, però cambiare un attimo. E vabbè, dai, mi metto a pulire. Con la box Hello Fresh, qui c'è la frutta. Dicevano 1,6 kg, invece 1,7 kg, un po' di più. Dove c'è la confezione, la busta, sì, ci sta. Allora, dovrebbero esserci mele, pere, kiwi, ma c'è di nuovo frutto della passione. Ma questo non era previsto? Oh sì. E uva dovrebbe esserci sotto. Vabbè, è tutto da verificare. Comunque ho provato a vedere il peso perché ho detto vuoi vedere che mi fregano? No, effettivamente è anche un po' di più. Anche questa volta, se vi interessa, qui ci sono le box gratis, tranne la spedizione.
quindi se vi interessa sono codici nuovi questi, a meno che non li abbiano già usati, insomma vedete un po' voi se volete testarli, perché forse li avrò già messi su Instagram. Va bene, comunque dai, questo è quanto. E qui c'è tutta la roba da frigo, ecco qua, e qui c'è tutto congelato, cioè tutto col ghiaccio, si è leggermente sciolto perché fuori non è proprio freddissimo in questo momento. Comunque qua c'è tutto, il pollo. Ok, che cos'è questo? Tada, che cos'è? Ah, misto d'uovo pastorizzato. E questo per che cosa servirà? Boh. Va bene, sono contenta, c'è tutto. E qui ci sono i pacchettini che adesso vado a mettere in frigo. Qui ci sono gli spinaci per fare il merluzzo alla mugnaia. E basta, sistemo il tutto e preparo il pranzo. Ma non farò niente di queste cose perché non ho il tempo.